Ragazzi, oggi hanno fatto un interval training, un Tabata, alternando 20 secondi di lavoro e 10 di riposo, poi 15 di lavoro e 15 di riposo e infine un Tabata con 10 di lavoro e 20 di riposo. Hanno fatto un lavoro di rapidità sia sulle gambe che sulle braccia, un lavoro di core stability e alla fine lo stretching. Stretching, parte sempre importantissima per i ragazzi. In campo poi abbiamo visto lavori di agilità sulle caviglie, sui piedi e di velocità. Facciamo il cambio del passo, arriviamo e andiamo, ok? Non è uno slalom, usiamo il piede di appoggio, e andiamo, ok? Pronti, via! Luca, deve saltare con esto, deve cambiare il passo. La palla alla destra. Bene. Buono piano. Arrivo, vado a destra, Forzarla. così cosa l'uomo, difensore, via, cambia, via. Ok, stop, perfetto, stai così. Guarda, primo problema, cos'è? Primo dov'è? Sai che te la fai toccare con le teste qua. L'altro sulle linee. Attacchiamo di qua, tutti verso interno. Se il primo prende questo non ce la fa, va solo fuori. Così è facile. Prendi un metro e mezzo e attacca interno. Va bene? Quando facciamo sempre questo lavoro qua, ricordate una cosa, il lavoro che stiamo facendo ai pali, dobbiamo farlo qua, ok? Sempre in spalla interna, d'accordo? E il secondo e il terzo, non anticipare la mossa, dovete aspettare un po', d'accordo? Via! Va bene, si passiamo oltre.